Allora, buongiorno o buonasera, visto che è pomeriggio avanzato. Io sono Paolo Puppa, sono socio dell'Ateneo e con l'Ateneo, col presidente e lo staff ho concordato questo breve ciclo di monologhi teatrali che fanno parte di un mio volume che ho pubblicato 10 anni fa, un poco più, che si chiama Lettere impossibili. E sono delle lettere scritte da grandi autori della letteratura italiana e non, o meglio, che avrebbero potuto essere scritti da costoro, ma sono lettere inventate da me, sulla base però di documenti. C'è sotto una ricerca scientifica, professorale. Io il primo mestiere che facevo e che faccio è quello del professore studioso. Ma questo materiale documentato si è trasformato in una lettera inventata, che ha però la caratteristica di imitare lo stile, i temi, le ossessioni del grande scrittore. Grandi scrittori che con me diventano personaggi teatrali. E la caratteristica ulteriore di queste lettere è che sono rivolte a qualcun altro, a un destinatario, che spesso è un artista a sua volta, o uno scrittore, o un musicista, o un attore, con il particolare che se chiamiamo A, il personaggio che sta scrivendo questa lettera, e B, il destinatario, la risposta di B ad A non arriva direttamente, ma arriva in quanto B si rivolge a C, cioè a un terzo soggetto. E qual è lo scopo? Lo scopo è mostrare la sfasatura tra l'io e l'altro, cioè l'io investe affetto, amore, una grande attenzione all'altro, ma l'altro non lo ripaga di egual moneta, perché l'altro in realtà sparla di A o si lamenta di questo eccesso di attenzione, di questo carico d'amore da parte del primo personaggio. Oggi inizio con il primo scrittore in scena, un grande personaggio, e si chiama Henrik Ibsen, che è molto legato poi alla seconda lettera che leggerò la prossima volta, cioè a Svevo, in quanto Ibsen arriva in Italia, diciamo intorno agli anni 80-90 del secolo 800, e la prima città che in qualche modo lo recepisce, lo assorbe, è proprio Trieste, dove tra l'altro c'è la tesi di laurea di Scipio Slataper, nei primissimi anni del Novecento, che poi uscirà postuma, in quanto Slataper muore molto presto, durante la Grande Guerra. E Ibsen, in questo caso, è questo commediografo norvegese che scrive in norvegese, che è in realtà un dialetto danese, ma grazie anche a Ibsen diventa poi lingua nazionale. E parte facendo il garzone di farmacista, lui è del 1822, per chi non lo conoscesse o non avesse questi dati di bassa biografia. Nasce nel sud-est di Oslo e che lo vede in qualche modo, nasce da una famiglia ricca che poi si impoverisce, quindi è costretto appunto a fare
dei mestieri umili, ma poi presto diventa direttore di teatro e fa un repertorio in gran parte brillante francese. E poi comincia a sfornare testi poetici teatrali che sono centrati in gran parte sul repertorio wagneriano, potremmo dire, cioè storie antiche o mitologiche, sui Nibelunghi, sui vichinghi, no? Un testo molto importante che è Guerrieri a Helgeland. E poi naturalmente questa produzione, diciamo, mitologica, fiabesca, antichista, lascia il posto a questa svolta naturalistica di impegno sociale. Pensate, un testo come Casa di Bambola del 1879 che si dice in qualche modo da lì parte tutta l'emancipazione femminile, questa donna che rinuncia all'identità di figlia, di moglie e di madre e lascia la casa per andare alla ricerca di se stessa, no? È un gesto che ha avuto clamorose poi influenze nel comportamento collettivo delle donne a fine dell'Ottocento. Ed è importante Ibsen perché in questo ciclo di testi, tra l'altro in parte fatti in Italia, quando diventa famoso e ricco tende ad andare spesso intorno a Napoli, tra Ischia e Sorrento, dove tra l'altro scrive il Peer Gynt e Brand, che sono testi, diciamo, a metà tra l'elemento poetico e l'elemento invece sociologico, naturalistico. La parte più importante di Ibsen, e qui mi collego poi a quanto verrà dopo con Svevo, è il motivo della famiglia di notte. Cioè presentare delle situazioni della media-alta borghesia prese nelle proprie case, con l'ordine, la disciplina, con l'autorità dei ruoli parentali, ma quando di notte in qualche modo si allentano le censure e si sciolgono le pulsioni affettive, per cui emerge la tentazione dell'incesto, con madri che si legano molto ai figli e viceversa, o padri che sono molto attratti dalle figlie e viceversa. E ci sono dei testi di Ibsen in particolare, penso per esempio all'Anatra selvatica del 1884, da cui tra l'altro per Venezia è importante perché vedendola a Milano, Giacinto Gallina, grande commediografo veneziano, scrive La famiglia del Santolo, che tratta dello stesso tema. Il tema centrale è un uomo scopre di essere stato in passato cornuto e perde la sua sicurezza, la sua identità in qualche modo. Ma nell'Anatra selvatica c'è un altro motivo importante, un padre affezionatissimo alla figlia, quando viene a scoprire che forse non è sua figlia, prova questa ambiguità di sentimento, se non fosse mia figlia, e tra l'altro la figlia è un adolescente, no? E quindi cambia la direzione di questa carica affettiva. E un altro testo che è molto importante è Il costruttore Solness del 92, dove c'è proprio un anziano architetto che riceve la visita di una fanciulla che aveva baciato a suo tempo quando era bambina e torna come giovane donna ardente. Lui è un uomo sposato da molti anni che ha perso i figli in un incendio, fa dormire questa ragazza nella stanza dei figli e c'è questa fortissima attrazione tra il vecchio e la fanciulla che sembra quasi lo comporti proprio questa direzione irrituale, vietata, no? E alla fine dovrà pagare questa pulsione precipitando dalla torre col tema di questa morte drammatica dell'architetto Solness. Questa lettera è rivolta dal vecchio Ibsen nel 1896
1995, quando quindi lui ha 73 anni, nel 1900 viene colpito Ibsen da un ictus e muore nel 1906. Quindi quando ha un'età ormai avanzata, ma è rivolta a una sua grande ammiratrice, a un importante pianista, Hildur Andersen, e la risposta di questa pianista, sua devota ammiratrice, non è indirizzata a Ibsen, ma è indirizzata all'avversario di Ibsen. Ecco il triangolo, no? Cioè un grande, celeberrimo commediografo non norvegese ma svedese, che è August Strindberg, molto più giovane di lui, perché se Ibsen è del 1822, Strindberg è del 1849. E con Strindberg, che 3 volte sposato, quindi era un tombeur de femme, e dava alla donna un ruolo ben diverso di quello che dava invece Ibsen alla stessa, perché Ibsen in qualche modo porta all'emancipazionismo, si dice, no? Nora in caso di bambola, come dicevo prima, mentre invece Strindberg mostra la donna spesso assatanata, pericolosa per l'equilibrio del maschio. E pensate a un testo come Il padre di Strindberg del 1887, che presenta a sua volta il tema della famiglia di notte, ma con questa moglie crudele che mette nel marito, che è un ufficiale importante, abituato a comandare, il capitano, mette il dubbio che la figlia non sia sua figlia, e quindi lui impazzisce nel dubbio dell'identità anagrafica della propria figlia, che è una fanciulla ardente che in qualche modo turba quest'uomo, perché se non è mia figlia, che sentimento posso provare nei riguardi di costei? E adesso passo appunto alla performance di questa lettera di Ibsen alla pianista Hildur Andersen. Buon turbamento. Lettera di Henrik Ibsen alla pianista Hildur Andersen, datata 6 maggio 1895. Cara Miss Hildur, grazie per la foto e per la dolce lettera. Ho qui davanti a me, sul mio tavolo da lavoro, entrambi i doni preziosi. Una gran luce spiove stamane dalla vetrata di fronte a me, e al di là si gode un cielo che sa di mare e di monti, in qualche modo. Non sono le Alpi maestose e antiche che godevo nei soggiorni a Gösensass, ma alla mia età bastano i ricordi. In fondo, e in più gli alberi del giardino spandono gocce della pioggia notturna, scossi dal vento. Eppure l'immagine forse le fa torto, perché il suo profilo nobile e coraggioso non risulta illuminato a dovere, mentre la grande fronte e la treccia radiosa che le cinge il capo con maestosa dolcezza appaiono quasi opache. Ho provato a spostarla verso la finestra, a girarla, in modo da imbeverla di aria, ma è lo stesso, tanto vale tenerla
in modo che dia le spalle al giorno. Lei sta così in un cono d'ombra, protetta dalle 1000 cose che aduno sopra il mio tavolo, tra oggetti che mi sono cari, perché noi vecchi siamo schiavi, complici delle nostre abitudini. In fondo, tenerla così evita domande insidiose da parte di mia moglie e mi risparmia il fastidio di risposte evasive e prudenti. Soffro sempre quando non posso dire sino in fondo la verità, specie alle persone con cui vivo ormai da tempo immemorabile. Questo non toglie, come ho avuto modo di dimostrare nelle mie commedie, anche in quelle meno amate dal pubblico, che la coppia matrimoniale sopravvive grazie a questo gioco di reticenze. Mai mentire sino in fondo e mai dirsi tutto, pena la crisi del contratto coniugale. Ma quello che le chiedo con franchezza, mia dolce fanciulla, è di non spedirmi più lettere del genere. Non tanto per il timore che possano finire nelle mani della signora Ibsen, cosa possibile, se io venissi colto all'improvviso da un'apoplessia, e sono sicuro che questo sarà il mio destino, prima o dopo, più prima che dopo, temo e spero, quanto per le onde emotive che si aprono nel mio cuore e vanno a sbattere, provocando macchie scure nei miei occhi, come in uno dei nostri amati paesaggi, coi fiordi e i gabbiani e le eriche che paiono dipinte nei prati freddi. Sì, in questi casi gli occhi mi si inumidiscono per il turbamento, la malinconia, per la lontananza e l'impossibilità di cambiare la situazione. Se ci fossimo incontrati 20 anni fa, o anche solo 10 anni fa, cosa sarebbe stato di me, di lei e di mia moglie? Poi mi consolo, mi calmo, ragionando tra me, che 10 anni fa, invece, avrei avuto di fronte a me una bambina innocente, inesperta di tutto, e la lettera sarebbe stato solo un bigliettino vergato nella grafia scorretta e insicura di un pargolo, o meglio, di una adolescente inesperta di tutto. Ma la spina che mi fa soffrire è il dubbio, o quasi la certezza, che 20 anni fa, quando ancora non ero Henrik Ibsen, conosciuto, posso dirlo, dal mondo intero, se lei fosse stata già donna com'è adesso, non si sarebbe avvicinata a me con lo stesso sentimento di devozione e col medesimo trasporto, perché i giovani sono attratti dai vecchi quando costoro sono famosi, purtroppo. Sì, mia cara, inutile negarlo, come fa nell'ultima dolente, imbarazzante sofferta letterina. Questo è il destino atroce
della vita che scherza col caso e organizza beffe negli incontri tra gli esseri umani. Comunque la prego vivamente, mia dolce Hildur, di un favore intimo, se vuole la mia pace. Non stia più a inviarmi simili pagine, grondanti rimproveri e sfide e domande strane cui non posso far fronte. Assolutamente. Perché mi ha rinfacciato il pomeriggio dell'ultima volta in cui ci siamo visti e la cerimonia ipocrita, come l'ha definita con violenza, ovvero il piccolo ricevimento cui io e la signora Ibsen l'abbiamo festeggiata? Ha trovato detestabile il tè offerto con le tartine, col burro e cetrioli e le fette di torte d'albicocca preparate apposta per il suo arrivo. Ridicolo il servizio con la posateria d'argento, ridicoli i grandi quadri che la scrutavano severi dalle pareti del salotto, ridicolo l'odore di chiuso che non la faceva respirare. E perché avrebbe preferito trovare il veleno nella conserva di prugne offerta tra grandi sorrisi da mia moglie? Sarebbe stata più sincera la signora Ibsen se avesse provato ad eliminarla. Ma perché, cara Miss Hildur? Se ne vogliamo tutti bene, certo in modo diverso, io e la signora, ma questa è la mia casa, non posso farci niente se quella che lei chiama una prigione è l'unico luogo in cui mi sento sicuro e vivo tranquillo. Quando le ho donato l'anello di diamante 4 anni fa, con incisa la data del nostro primo incontro, lei aveva, si ricorda, 10 anni, 1874, era così fresca, abbronzata dai viaggi in montagna, accesa dai primi successi che salutavano i suoi concerti. Andavamo insieme a musei, a mostre, serate musicali e i miei occhi azzurri si accendevano assieme a lei. A Cristiania cominciavano a mormorare davanti ai nostri frequenti incontri. Qualcosa era giunta alle orecchie di mia moglie Susanne, nata nel 1836, e ricordo la data per farle intendere la diversità di esperienza di vita fra voi due. Solo per questo. E poi la signora non cela mai i suoi anni, non ne ha bisogno, in quanto l'aspetto fisico è ancora quello di una donna forte e sana e ancora piacente in fondo. Non crede? Di una cosa comunque può essere certa: Susanne è sempre stata superiore ad ogni grettezza, ha ampie vedute. Ovviamente mio figlio Sigurd non mi basta e poi è troppo malinconico per i miei gusti. E dell'altro figlio, di cui tanto hanno favoleggiato, anche lei una volta me l'ha chiesto, il figlio della commessa della farmacia Grimstad dove lavoravo da ragazzo. Meglio lasciar perdere. Quello che mi manca è proprio una figlia.
E non è stata la sola a turbarmi. Ho provato, come dire, altre confusioni nella mia maturità di uomo e poi nel tramonto doloroso del mio corpo. Emily Bardach, che ho incrociato quando aveva 18 anni, Helen Raff, entrambe conosciute nei miei soggiorni estivi a Gösensass nel 1889, e lei poi, che ho visto quando era ancora bambina, troppo piccola, nel 1892 poi, quando i suoi l'hanno inviata a Vienna per proseguire gli studi musicali, ho iniziato a scriverle lettere, telegrammi di continuo. È stata l'estate di quell'anno che ho iniziato il costruttore Solness, Hamsun, quel pazzo di Knut Hamsun. Nella famosa conferenza, c'era anche lei, mi accusava di dar poco spazio all'emotività, alle oscure forze psichiche, perché privilegiavo solo temi sociali. Quel testo l'ha smentito. Ma a teatro il copione non è andato bene. Io non avevo specificato l'età del personaggio per evitare identificazioni con me, mentre Hilde ne ha 23, alla mia età potrei esserle nonno, non solo padre. Io non amo la storia di Lot nella Bibbia, ubriacato dalle figlie prima di essere posseduto da loro, nel timore che la razza si estinguesse a Sodoma. Mi guardo allo specchio, i capelli spettinati, gli enormi favoriti canuti, gli occhialini che schermano i miei occhi, che cominciano a guardare in direzione diversa, il voluminoso pastrano con cui lavoro, le rare volte in cui esco, la tuba lucida, il bastone, l'ombrello, insomma sembro pronto per qualche caricatura malevola. Ho avuto altri carteggi con Emily Bardach, con la pittrice Helene. Mi piace intrattenermi col fuoco ammirativo di queste giovinette. Ho ceduto loro l'impulso a cercarsi, a rendersi libere dal giogo matrimoniale. L'Italia. Lei mi propone un viaggio assieme, noi due soli. Ma a che fare? A dare scandalo? Solo per la nostra contiguità? Negli alberghi? Per chi verremmo presi? Hai in mente gli sguardi beffardi, le tante tensioni che renderebbero aspro il soggiorno e penosi i nostri rapporti? Io ci sono già stato nel paese dei limoni e delle bougainville. Sì, ci sono stato da povero e giovane con Susanne e Sigurd negli anni 60 e poi nel 79 ricordo il mare del sud, Amalfi, Sorrento, e la scrittura che sgorgava felice, così lei lo sa bene, così è sgorgato alla luce, è la parola giusta, casa di bambola, così spettri. Sono tornato a Cristiania nel 1891, dopo 27 anni di peregrinazioni, di autoesilio, in questa casa, pareti cupe e cupi tendaggi. È vero, mi sono rinchiuso, ho fatto porto dopo una vita di Ulisse. Questa è la mia tomba, la mia Itaca, la mia fine, ma non ho più le forze per ripartire.
e in condizioni avventurose poi, la sua minaccia di interrompere ogni relazione, anche epistolare, ad un mio rifiuto, mi meraviglia, mi sconcerta, signorina, oltre a provocarmi una fitta dolorosa nel petto. Anche ora che ne scrivo, io credo di esserle utile con i miei consigli, anche musicali, per il suo repertorio, per la sua crescita di artista e di donna libera da legami ipocriti e condizionanti. Mia moglie mi permette al pomeriggio solo la passeggiata al Grand Café per una birra innocente. Se a volte crollo sui fogli e magari comincio a russare, lei si precipita nello studio per riportarmi al mio dovere. È il suo unico difetto, credo. Nessuno è perfetto, ma anche Suzanne in fondo non accetta l'inaridirsi delle forze creative legate alla pienezza del corpo. Non sa, la mia povera moglie, che solo scrivere queste note personali e tanto sincere mi toglie fiato, energia per intere giornate. E non di meno, mia cara, mia piccola Hildur, io ho bisogno delle sue lettere dove mi parla di sé, perché io ormai so amare solo a distanza. Da vicino divento goffo, banale e deludo. Questa è la ragione per cui mi sottraggo alla visita di ammiratori, di ammiratrici, spalmo tra me e gli altri lo spazio, perché intanto alle spalle il tempo ha lavorato inesorabile, ma con certuni, come lei in particolare, la distanza è, come dire, dolorosa e gioiosa. Mi accetti così, la supplico. Non mi faccia venir meno la sua luce. Altre foto, soprattutto. A presto, mi auguro. Suo Henrik Ibsen. Questa è la lettera breve della stessa pianista, Hildur, a August Strindberg, in data 15 giugno dello stesso anno, 1895. Caro illustre maestro, so che lei è a Parigi impegnato in 1000 avventure dello spirito. In qualche modo io l'ho sempre seguita e letta e adorata fin da quando ho visto su una parete dello studio del signor Ibsen, mio antico amico ora non più, un suo meraviglioso ritratto da dove invia uno sguardo saettante e irresistibile, occhi che ammagliano, che incantano, che incatenano. Lo stesso signor Ibsen mi confessava durante una penosa visita fatta da me nella casa di costui. A proposito, mi hanno riferito che i signori Ibsen stanno traslocando, come non riuscisse a guardarlo, il suo ritratto, senza turbarsi. E la moglie, guardiana, infermiera, più volte l'ha pregato di sbarazzarsene, ma lui non può farne a meno, proprio così. Il fatto è che
Ho tanto apprezzato il suo lavoro, in particolare la raccolta così verosimile delle novelle sul matrimonio e anche il recente articolo, quello in cui in apparenza attaccano le donne, invece lei, nella vita concreta, sa prendere decisioni coraggiose, non resta legato a rapporti consumati e falsi. Lei entra nel mondo reale delle donne come un turbine pieno di passione, di coraggio, di dubbi. Lei non si tira indietro mai, lei va fino in fondo nei rapporti umani e nella ricerca. Se lei mi facesse solo un cenno, io verrei a Parigi di corsa, col fiato in gola, ammirare la sua fronte e il suo bel volto. Ho molte cose da raccontarle sul suo, diciamo così, collega Ibsen. Mi è stato riferito, mi sono ben informata su questo aspetto, che lei non ama la sua opera dopo una stima iniziale, ma non ha idea della morbosità del signor Ibsen, della crudeltà privata di chi viene assurdamente additato come difensore del sesso debole. Sono i suoi gesti e comportamenti degni di essere analizzati da medici particolari. Mi creda, lo sa che non si spoglia mai davanti al suo medico. Se le riferissi poi le proposte strane e bizzarre che mi ha fatto, cose da far arrossire, ma io mi sono per fortuna sottratta alla sua perfidia e ho deciso di rompere con lui, scusandomi per averla importunata, per aver scritto in norvegese, che lei però legge agevolmente, è sicura che in ogni caso perdonerà l'enfasi ingenua di queste righe. Attendo con ansia una sua risposta, sua, per sempre. Comunque sia la sua reazione, Hildur Andersen, anni 31.